Sventola il nuovo tricolore sul palazzo dell'Inps in corso Santi Felice Fortunato. Nuovo non certo perché siano cambiati i colori, ci mancherebbe altro, ma perché finalmente, dopo il grido di dolore lanciato attraverso Rete Veneta il 1° ottobre da un nostro telespettatore, le bandiere che sono esposte all'Inps sono peggio degli stracci da pulire per terra. l'impegno dello stesso primo cittadino Francesco Rucco ai nostri microfoni. Sicuramente è un peccato che delle bandiere che rappresentano il nostro paese vengano lasciate abbandonate. Sicuramente possiamo essere collaborativi e lavorare con le associazioni d'Arma affinché possano farsi parte attiva per farle sostituire, e faremo un passaggio con le associazioni per condividere un progetto in questo senso. E alle voci raccolte tra la gente nei nostri servizi, non si dovrebbe permetterlo. Bisognerebbe dire ai padroni di casa di ritirarle oppure di sostituirle. Anche per un motivo di orgoglio comunale o nazionale o regionale. Pensando al significato che hanno queste bandiere. Sì. E tutto ciò che è successo per averla. finalmente a distanza di oltre un mese la direzione ha preso provvedimenti ed oggi, tolte le vesti lacere, sventola un bellissimo tricolore e con lui è stata rinnovata anche la bandiera dell'Unione Europea, anche lei prima in condizioni poco adeguate per ciò che rappresenta, ma non solo, a coprire il vuoto di un pennone oggi compare anche la bandiera della Regione Veneto. Tornano dunque, grazie a Rete Veneta, a fare bella mostra di sé, soprattutto in buono stato, fuori da Palazzo dell'Inps le bandiere simbolo del nostro paese.